30 anni fa Cosa Nostra chiudeva i conti con il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, iniziative per non dimenticare il mastino della mafia. Marcello Giavarini racconta la sua esperienza di imprenditore che lavora a confine con Russia e Ucraina. Ha approvato il progetto esecutivo per il consolidamento e la restituzione al transito del viadotto Maddalusa sulla strada statale 640 che collega Porto Empedocle a San Leone. Calcio, il Canicattì vola in Serie D, rinviata la partita dell'Acragas. Basket, 21esima vittoria per la Fortitudo. Volley, la SEAP perde contro il Catania. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 30 anni fa la mafia uccideva il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli in servizio alla caserma di Agrigento. L'agguato avvenne all'imbocco del viadotto Morandi intorno alle 13 del 4 aprile del 92. Guazzelli era la memoria storica della mafia agrigentina e non solo. Diverse le iniziative svoltesi oggi per non dimenticare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una giornata ricca e intensa di manifestazioni che l'Arma dei Carabinieri oggi dedica a un grande Guazzelli. Il trentennale della scomparsa del maresciallo maggiore Giuliano Guazzelli, medaglia d'oro al valor civile. Un messaggio importante, quello del ricordo, quello della storia. E un uomo che ha lasciato un segno. Il segno è quello della lotta alla mafia, contro ogni mezzo, anche a costo di perdere la propria vita. Il maresciallo Guazzelli continua a vivere giorno dopo giorno, siamo arrivati ai 30 anni dal suo martirio, non a caso uso questa definizione perché Guazzelli era consapevole dei rischi che correva, è dato incontro alla morte per l'amore per questa terra, per l'amore rispetto ai cittadini. Io dico che è un esempio per i giovani, un esempio per tutti quanti noi di amore per l'Italia. Cosa è cambiato rispetto a 30 anni fa? L'Italia è cambiata, anche la Sicilia è cambiata, anche l'Agrigentino ovviamente è cambiato. Oggi probabilmente c'è un maggior senso di legalità, ancorché ci sia ancora molto da lavorare. I giovani sono consapevoli di quella che è la gravità del fenomeno mafioso che prima di tutto mina il loro futuro e questo non è cosa poco. Cominciamo da aprile, il 4 aprile, una serie di celebrazioni per i 30 e i 40 anni quest'anno delle vittime che hanno difeso la nostra Sicilia, il cui sacrificio è stato determinante per la liberazione della Sicilia dal gioco mafioso. La battaglia è vinta ma non definitivamente. Celebrare, ricordare serve anche a capire i nuovi tentacoli della mafia dove vanno, dove si insinuano e come vanno schiacciati, come questo orribile mostro che ha succhiato il sangue a intere generazioni siciliani debba essere definitivamente sconfitto attraverso i nostri giovani, attraverso i nostri ragazzi. Solo con l'esempio di uomini come il maresciallo Guazzelli i nostri giovani possono essere davvero il futuro della Sicilia, possono costituire una leva per il riscatto definitivo della Sicilia dalla mafia. Un'intensa giornata di attività oggi in ricordo di Guazzelli. Sì, oggi sono 30 anni della morte del maresciallo Giuliano Guazzelli, una morte atroce, trucidato dalla mafia. Agrigento ricorda, la memoria è importante, il ricordo di questa persona che è un servitore dello Stato e quindi è un martire, è un eroe. Questo dovrebbe essere l'esempio a tutti i giovani che iniziano le loro attività, iniziano ad affacciarsi al mondo del lavoro. È un esempio. Vorrei anche cogliere l'occasione in questo momento anche salutare la comunità di Gallicano che è il paese di nascita del maresciallo. Mi sono sentito giorni fa col sindaco di Gallicano e anche loro oggi stanno rappresentando, stanno commemorando questo giorno importante per noi e quindi voglio salutare la comunità di Gallicano e sono fiero, lusingato di essere un agrigentino e di aver ospitato una così grande persona come Giuliano Guazzelli.
Il Genio Civile ha approvato un progetto esecutivo per il consolidamento e la restituzione al transito del viadotto Maddalusa lungo la strada statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle. Il progetto è stato presentato dall'ANAS e redatto dallo studio Gostoli. Il capo del Genio Civile, Rino Lamendola, spiega: l'intervento più rilevante è quello che prevede la realizzazione di una gabbia di pilastri attorno ai vecchi piloni che saranno demoliti non appena i carichi dell'impalcato saranno trasmessi alle nuove strutture verticali che saranno realizzate sui micropali. È previsto anche l'inserimento di un idoneo strato di fibre rinforzate nella parte inferiore delle travi precompresse per migliorare la prestazione strutturale dell'impalcato del viadotto. Anche questa volta avevamo ragione, commenta Mariamico Agrigento. Avevamo segnalato l'ammaloramento del viadotto Maddalusa tra Porto Empedocle e San Leone. L'ANAS, prosegue Mariamico, aveva risposto che era tutto sotto controllo. L'ex patron dell'Akragas, Marcello Giavarini, racconta la sua esperienza di imprenditore che lavora in Bulgaria a confine con i territori di guerra. Carmelo Lentini. Marcello Giavarino è un volto noto nella provincia di Agrigento per essere stato presidente dell'Akragas in Lega Pro, ma è anche un imprenditore, ecco, che opera in uno stato come quello bulgaro, che si trova a pochi chilometri, quasi al confine, sia della Russia che dell'Ucraina. Ecco, come vive un imprenditore italiano questi momenti di guerra? Al momento sono momenti di tensione, specialmente in Bulgaria, perché trovandosi vicino all'Ucraina e quindi c'è un grandissimo flusso di immigrati, la tensione è veramente alle stelle. Ecco, questa guerra che è successa, è scoppiata, si poteva evitare? Secondo me sì, bastava un po' di dialogo in più tra le parti ucraine e russe, si poteva eventualmente evitare. È molto importante che sia la diplomazia a prendere di nuovo il sopravvento. Ecco, secondo te come si potrebbe risolvere la situazione? Perché ci sembra di capire che sia una questione di territori, di spartizione di territori. Sì, effettivamente nasce dai russi separatisti che sono nel Donbass e secondo me dovrebbero un po' abituarsi a convivere insieme, sia gli ucraini che i russi che si trovano là già dal periodo dell'URSS. Ecco, troppe vittime, bambini, donne, anziani, persone civili, oltre che tanti padri di famiglia, ecco, che accompagnano le proprie famiglie proprio ai confini con le altre nazioni e poi ritornano indietro per andare a combattere. Infatti, secondo me, noi della generazione appunto della seconda guerra mondiale era impensabile che nel 2022 potesse scoppiare una guerra del genere e che la gente che aveva una vita normale dovesse lasciare tutto per riprendere le armi. Secondo te questa guerra terminerà quanto prima? Secondo me sì, perché guarda, la guerra non ha interesse nessuno a farla, a parte i produttori di armi, ma poi il popolo vuole vivere una vita normale, quindi si raggiungerà presto un accordo. Il Papa Francesco dice, e noi siamo d'accordo, che alla fine della guerra nessuno vince. Esatto, esatto. Nelle guerre non c'è mai un vincitore. Speriamo che finisca presto allora. Ce lo auguriamo tutti, ma siamo convinti. E adesso la politica, nuovi ingressi in Fratelli d'Italia e nuovi incarichi. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Giovanni Di Maida, attuale vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento, è stato nominato dirigente regionale del partito della Meloni. A conferirgli l'importante incarico è stato il coordinatore di Fratelli d'Italia per la Sicilia occidentale, Giampiero Cannella. A Giovanni Di Maida giungono le congratulazioni del commissario provinciale Pisano, affermando come sia il giusto riconoscimento a una persona capace, competente e di grande esperienza, augurandogli buon lavoro. Ma oggi l'adesione di Vincenzo Giampione sicuramente è un'adesione importante perché impreziosisce il partito, è l'adesione di un uomo che ha una lunga storia politica, che è sempre stato presente nel territorio, di una persona leale che sicuramente darà un grosso contributo per la crescita di questo partito nella provincia di Agrigento. Arriveranno incarichi anche per te? Sono stato, colgo l'occasione per ringraziare
la dirigenza regionale, ma il nostro coordinatore provinciale Lillo Pisano per avermi inserito nell'esecutivo regionale di Fratelli d'Italia, un incarico importante che eserciterò nell'interesse non soltanto della nostra provincia ma più generale della regione. La mia specificità è che io oggi mi trovo qui a sostegno di Vincenzo Giambrone, caro amico, e fra l'altro entrando in questa casa di Fratelli d'Italia per me è un ritorno a casa, perché io ero con Alleanza Nazionale, sono stato consigliere comunale e candidato al Parlamento europeo, ma questo mi inorgoglisce perché per me la politica è fatta di uomini e gli uomini fanno grandi partiti. Un plauso va all'amico Lillo Pisano che ha saputo costruire in questi anni questo partito con coerenza, con dignità e con affermazione. Oggi Lillo Pisano può dire c'è una squadra forte che è vicina al territorio e al servizio della gente. Seminario informativo organizzato dalla CNA di Agrigento sul catasto termico. Vediamo. Oggi un importante convegno, un seminario informativo sul catasto termico, le attività di ispezione sulle manutenzioni delle caldaie. Sì, oggi come CNA abbiamo organizzato questo seminario informativo che serve fondamentalmente a dare delucidazione sulla nuova normativa del catasto termico. Una direttiva del dirigente generale della regione siciliana, dell'assessorato all'energia, ha nel 2012 istituito questo catasto termico che ha come scopo principale quello di mettere a regime tutti gli impianti che producono calore sia nell'eccezione del caldo e del freddo, quindi climatizzatori, pompe di calore, termosifoni, caldaie. Il catasto termico che è stato istituito ma che dovrà andare a regime ha una duplice valenza, intanto perché farà chiarezza e ordine su tutti gli impianti installati nel nostro territorio regionale e naturalmente anche in funzione delle eventuali manutenzioni da fare, quindi in termini di sicurezza degli impianti. Sappiamo quello che può succedere con uno scoppio di una caldaia o con un problema particolare. Dall'altro punto di vista, mettendo a regime il catasto termico, avremo contezza dell'obsolescenza degli impianti, quindi potremo intervenire anche in termini di risparmio energetico, di tutela dell'ambiente, quindi ci sono diversi obiettivi che vuole raggiungere l'istituzione di questo catasto termico, che in Sicilia è partito, sebbene è partito in ritardo. Vogliamo dare questo input ai nostri associati per dare dimostrazione che la CNA è sempre presente nel territorio per le problematiche che nascono, ma anche per dare informazione e formazione su quello che è la legislazione in tutela dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, eccetera. Sicuramente parliamo della sicurezza e che tutto debba essere operato in modo trasparente, in linea con quelle che sono le disposizioni in materia, soprattutto in questa fase in cui si parla di efficientamento energetico collegato al superbonus. Ecco, questa è una giornata importante di formazione che abbiamo offerto ai nostri associati, a tutti gli operatori del settore, perché abbiano piena contezza di tutti gli adempimenti, di quanto occorre per poter fare tutto in regola, per poter rispettare le leggi, per poter rispettare quelli che sono gli adempimenti che occorrono, e quindi abbiamo colto anche la disponibilità e la sensibilità dell'organismo di ispezione che è stato attivato dalla Regione attraverso un nuovo servizio della piattaforma per mettere a disposizione tutte le conoscenze e tutte quelle che sono gli adempimenti ai nostri associati. Quindi è una giornata importante perché, come diceva bene lei, si parla di un tema di grande sensibilità, si parla di un tema importante come quello dell'efficientamento energetico, che riguarda anche e soprattutto la sicurezza negli edifici, negli immobili, e quindi la sicurezza delle famiglie. Per cercare di mettere gli operatori nelle condizioni di conoscere quelli che sono gli adempimenti, quindi la CNA ha voluto organizzare questo momento importante di incontro, ma soprattutto per trasmettere quelle che sono le disposizioni che ovviamente bisogna rispettare per quanto riguarda il catasto termico, un argomento, un tema di grande attualità, a maggior ragione in questo periodo, soprattutto anche alla luce del superbonus, quindi con
in cui il tema dell'efficientamento energetico è un tema che trova grande riscontro nel territorio. Noi come CNA abbiamo anche la piattaforma, anzi più di una piattaforma per quanto riguarda il Superbonus, e quindi sotto questo aspetto stiamo anche facendo un lavoro importante nel territorio per l'efficientamento energetico degli immobili e anche per la messa in sicurezza, perché come sapete c'è anche l'aspetto del consolidamento, quindi le opere antisismiche. Ma tornando al tema, ringrazio i nostri ospiti che hanno accolto l'invito. Sono i due relatori che adesso poi sentiremo più avanti, dell'organismo Ispezione Impianti Termici, la nuova società. Il senso dell'iniziativa di oggi è quello di fare una campagna informativa sul territorio anche della provincia di Agrigento che metta tutti i manutentori, i cittadini della stessa territorialità in condizioni di conoscere quelle che sono le attività che la Regione Sicilia ha affidato a Organismo Ispezione Impianti Termici a partire dal 3 marzo di quest'anno. Dal 3 marzo infatti è attivo in Sicilia il nuovo catasto, il sito è raggiungibile curi.it, www.curi.it, all'interno dello stesso si possono trovare tutte le informazioni necessarie per attivare il servizio da parte dei manutentori, dei cittadini e degli enti locali che rientrano all'interno del territorio della provincia di Agrigento e che per competenza potrebbero avere la disponibilità degli impianti domani installati nel territorio provinciale. Sì, l'organismo Ispezione Impianti Termici si occuperà di effettuare gli accertamenti su tutti questi rapporti di controllo di efficienza energetica che verranno trasmessi dai cittadini tramite i loro manutentori in via telematica, esclusivamente telematica, per verificare quindi la conformità degli impianti termici e effettuerà anche le ispezioni in loco direttamente su alcune tipologie di impianti che saranno segnalati potenzialmente pericolosi o impianti centrali termiche di potenza superiore a 100 kW. Quindi una volta che l'ispettore effettuerà il controllo ci dirà se l'impianto termico è a norma oppure no. Nel momento in cui viene trovato non a norma, il responsabile viene invitato a trasmettere la documentazione, quindi a chiamare un tecnico, un manutentore, per inviarla al catasto e chiudere la pratica. Questo al fine di rendere tutti gli impianti, oltre che a norma, maggiormente efficienti e diminuire l'inquinamento. Inaugurata la mostra archeologica Le forme dell'acqua, ospitata nei locali della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri Biagio Pistone. La mostra ha il titolo Le forme dell'acqua, usi, gestione e paesaggio dell'antica Agrigento. Arturo Cantella. Inaugurata nei locali della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento la mostra archeologica Le forme dell'acqua, usi, gestione e paesaggio nell'antica Agrigento, che è il frutto della collaborazione tra il Parco archeologico della Valle dei Templi e il Comando Provinciale dei Carabinieri. Il percorso scientifico della mostra è stato curato dalle archeologhe Maria Concetta Parello e Donatella Mangione e si propone come racconto storico intorno all'acqua, un tema di grande interesse a partire dall'antichità per la nostra città. Gli usi e la gestione dell'acqua nell'antica Agrigento sono approfonditi attraverso un percorso che prevede l'esposizione di reperti provenienti da ricerche antiche e recenti, supportato anche da un apparato didattico bilingue. L'Arma è da sempre a fianco a chi tutela il bene culturale. Noi abbiamo un reparto che è il Comando Tutela Patrimonio Culturale e da sempre siamo impegnati in questa missione, che è quella di tutelare il patrimonio artistico, storico, architettonico, culturale della nostra terra. E oggi è un bel momento perché questi reperti sono stati conservati e sono oggi esposti in questa caserma con un legame fortissimo con il territorio, perché sono pezzi presi nella Valle dei Templi, sono pezzi che ricordano la storia di questa terra e noi siamo oggi onorati e orgogliosi di poterli conservare in questa caserma. Un ulteriore segnale che vogliamo dare ad Agrigento
è un segnale di vicinanza alla popolazione. Noi siamo l'arma della gente, questo è stato uno dei miei leitmotiv e vogliamo continuare a esserlo. Noi proteggiamo le persone, la collettività, proteggiamo l'ambiente che ci circonda, ma proteggiamo anche e soprattutto la nostra cultura. E il messaggio che lanciamo con questa mostra fatta insieme al museo, al parco archeologico Valle dei Templi e patrocinata dalla regione siciliana vuole essere proprio questo: dalla cultura c'è rinascita, quindi cultura come movimento per la rinascita della legalità. E una particolarità di questa mostra sono le vignette che abbiamo dedicato ai più piccoli, sono vignette ad altezza bambino che mostrano come Akragas sia stata fondata proprio qui. È una giornata importante avere portato parte della Valle dei Templi qui all'interno della città, in un edificio di pregio come la caserma del Comando dei Carabinieri, testimonia il ruolo di attaccamento del parco alla città, ma soprattutto il ruolo che l'Arma dei Carabinieri riveste giornalmente a protezione non solo dei beni culturali, ma a protezione di quei valori culturali che servono a far crescere ed educare l'intera popolazione. Avere portato qui proprio questa parte di Valle dei Templi per noi significa un accrescimento culturale in quella linea di archeologia pubblica che negli ultimi anni ha connotato l'attività del Parco della Valle dei Templi. Da cosa scaturisce l'idea di questa mostra? L'idea scaturisce dalla volontà di fare un racconto su un tema particolare e soprattutto molto sentito da una città come Agrigento, il tema dell'acqua. Akragas nel V secolo fu una città all'avanguardia possiamo dire nell'ingegneria idraulica, perché le opere pubbliche realizzate negli anni di Terone sono veramente delle opere straordinarie. Dunque siamo partiti da Terone per raccontare ciò che è stata Akragas negli anni di Terone, ciò che sono state le opere realizzate appunto da Terone, per presentare poi dei contesti in cui l'acqua assume un valore sacro molto importante, quindi da un lato il cosiddetto santuario rupestre, dall'altro lato il complesso a sud-est dell'Olympeion, e poi abbiamo raccontato dei piccoli momenti di quotidianità, per esempio il recupero delle brocchette che sono state perse quando gli abitanti del quartiere andavano ad attingere l'acqua, e dall'altro lato due oggetti legati proprio all'igiene, legati alla pulizia, ovvero una curiosa vasca da bagno e un frammento di Luterion. Controlli nell'arcipelago delle Isole Eolie finalizzati a contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. I militari della stazione di Vulcano hanno denunciato 6 persone. I dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno eseguito diversi controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio nell'arcipelago delle Isole Eolie. Nel corso dei servizi, i militari della stazione di Vulcano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto 6 persone per violazione della normativa in materia di urbanistico-edilizia, poiché avevano realizzato opere in assenza di permessi a costruire, anche in aree soggette a vincolo sismico ed in assenza dei pareri del Genio Civile, del Corpo Forestale Regionale e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali. Nello specifico, le verifiche effettuate dai carabinieri hanno permesso di accertare violazioni per la realizzazione abusiva su un terreno di proprietà di un magazzino mediante la chiusura illecita di 2 terrazzi. La costruzione su un terreno di proprietà di una casa e di un manufatto in legno, nonché un altro manufatto in pannelli coinventati. L'impianto: su un terreno di proprietà 2 container in sede stabile in assenza di permesso a costruire. L'impianto: su un terreno di proprietà di 3 roulotte in sede stabile trasformandole in unità abitativa da utilizzare nel periodo estivo con allaccio alla rete idrica ed elettrica, senza alcun permesso a costruire e senza alcun parere degli enti preposti. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.
Appuntamento tematico sul bullismo e cyberbullismo all'Istituto Sciascia di Agrigento. Lello Casesa. Ha riscosso successo e suscitato interesse l'iniziativa sul bullismo e cyberbullismo organizzata dall'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia diretto da Patrizia Marino. Una settimana di riflessione e formazione sul tema Noi per Andrea oltre il pantalone rosa, concepito dalla storia di Andrea Spezzacatena, un adolescente suicidatosi nel 2013 e passato alle cronache come il ragazzo dei pantaloni rosa al quale la madre, Teresa Manes, presente ad uno degli incontri, ha dedicato il libro per raccontare i pregiudizi di cui il figlio è stato vittima, non essendo riuscito a gridare il suo dolore. Una settimana intensa di formazione per gli alunni dello Sciascia che hanno partecipato agli incontri organizzati dalla referente alla legalità Giuseppina Parisi e dalle docenti Alessandra Taverna e Francesca Galatiotto. Interventi quest'ultimi che hanno emotivamente tantissimi ragazzi. Gli alunni infatti sono rimasti particolarmente colpiti dall'intervento di Teresa Manes, autrice del libro e mamma di Andrea Spezzacatena, che ha sottolineato come la sinergia tra la scuola e la famiglia deve intercettare i primi segnali di disagio degli adolescenti cercando di comprendere, soprattutto nell'era dei social, come utilizzare le immagini e le parole. La scuola dunque, ha sottolineato Teresa Manes, ha un compito e un ruolo importante. Deve infatti educare alla diversità, al rispetto delle identità, contrastando dentro e fuori le classi ogni forma di prevaricazione o denigrazione. Sono 3 i concorsi banditi dalla società Dante Alighieri di Agrigento, il primo ha come tema Cercando nei ricordi, il secondo Caleidoscopio di emozioni, entrambi si articolano in 2 sezioni, poesia in lingua italiana e in dialetto siciliano. Gli elaborati non dovranno superare i 35 versi e dovranno pervenire all'indirizzo mail ladanteagrigento@libero.it entro il 30 giugno. Sempre la Dante ha diramato un altro bando che si intitola E adesso continua tu. I partecipanti dovranno completare l'incipit e quindi uscimmo a rivedere le stelle, tratto dall'ultimo canto dell'inferno di Dante con la composizione in lingua italiana di massimo 3 pagine da inviare allo stesso indirizzo email entro le ore 12 del 30 giugno. I dettagli di tutti i bandi, afferma la presidente Enza Ierna, possono essere approfonditi contattando la società Dante Alighieri o collegandosi al profilo Facebook dell'associazione. Teatro Pirandello di Agrigento, Eugenio Cairone ci racconta Fiori d'acciaio, l'ultimo spettacolo andato in scena. Teatro Pirandello gremito e applausi del pubblico che ha gradito lo spettacolo. Parliamo di Fiori d'acciaio con un cast tutto al femminile. A non aver bisogno di presentazioni è stata sicuramente Tosca d'Aquino, la signora Marilu. Lo spettacolo, prodotto dal direttore artistico del Pirandello, Francesco Bellomo, ha chiuso il tour dopo varie tappe in tutta Italia. Le donne d'acciaio Marilu, Stella, Clara, Tamara, Ana e Luisa hanno divertito ma anche emozionato. L'incontro delle protagoniste avviene in un salone di bellezza dove si passa da momenti di vero e proprio divertimento ad altri in cui prevale la commozione, spezzata alla fine da una risata collettiva e via agli applausi del pubblico che ha dimostrato di gradire tantissimo. E non poteva che essere soddisfatto anzitutto lui, sabato sera, Francesco Bellomo. Sono doppiamente emozionato, ha detto, perché c'è uno spettacolo prodotto da me e perché mi trovo qui, in questa che è diventata da qualche tempo la mia casa, e rivederla così piena di emozioni e affetti è una cosa che mi commuove. Francesco Bellomo ha poi annunciato che prossimamente al Teatro Pirandello arriverà Sergio Castellitto con il suo Zorro, che di fatto sostituirà uno spettacolo già in cartellone. Intanto grazie perché questa sera sono doppiamente emozionato. Uno perché c'è uno spettacolo da me prodotto, ma secondo perché mi trovo in questa che è diventata ormai da qualche tempo la mia casa. E rivederla così
piena di emozioni, piena di affetti, è una cosa che ti commuove veramente. Quindi grazie. Ritorna la giornata delle ferrovie dimenticate sull'ex ferrovia tra Cattolica Eraclea e Montallegro. Vediamo. Abbiamo organizzato questa escursione per le ferrovie dimenticate. Grazie alla nostra associazione che ha preso l'iniziativa con la collaborazione di Ferrovie Caos, abbiamo intrapreso questa esperienza di ritornare nei binari dimenticati e abbiamo individuato questo tratto tra Cattolica, e come vedete c'è la stazione, tra Cattolica e Montallegro. Abbiamo visto che c'è parecchia gente che è presente, quindi è una cosa che è stata apprezzata, grazie alla collaborazione anche dei sindaci sia di Cattolica che di Montallegro. Partiremo fra un po' per questo percorso che ce l'ha reso fruibile Rete Ferroviaria Italiana. Ci sono varie associazioni, di cui Legambiente che ha sposato l'iniziativa, la Croce Rossa, Protezione Civile, insomma un po' tutti. Tutto ciò si fa per valorizzare e per ritornare al ferro, diciamo, per ripristinare un po' le linee dimenticate. Il percorso è circa 7 km, si arriverà nella stazione di Montallegro dove ci accoglieranno uno stand di Legambiente, un fast food offerto dal comune di Montallegro, e poi c'è anche un'azienda agricola, l'azienda agricola Todaro. Oltre alla valorizzazione del territorio c'è un contatto diretto con la natura e riviviamo quelle che sono le linee ferrate antiche delle Ferrovie dello Stato. È un incontro abbastanza bello perché ci dà la possibilità di ricercare quella libertà che si è cercata da tanto tempo con il Covid, quindi con la fine delle restrizioni sono state emanate ultimamente, c'è questa possibilità oggi di stare tutti insieme, di vivere in mezzo alla natura. C'è qui un progetto che riprenderemo sicuramente, metteremo di nuovo in cantiere, che è la pista ciclabile che va da Porto Empedocle a Cattolica Eraclea, e addirittura ci sono pure dei finanziamenti per allungarla fino a Menfi. Quindi un ringraziamento giustamente va alle associazioni delle Ferrovie dello Stato che si sono interessate a questo evento, hanno organizzato questo evento insieme con Legambiente. Valorizzare le linee ferrate è qualcosa che è la nostra storia in queste comunità, quindi, e poi queste iniziative per cercare di andare a fare un monumento alla stazione di Agrigento per ricordare le vittime delle ferrovie è qualcosa che ci gratifica a tutti. I carabinieri della stazione di Piazza Verga a Catania hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di un uomo catanese di 61 anni perché gravemente indiziato del reato di maltrattamento di animali. Il provvedimento scaturisce nell'ambito di un'attività di indagine condotta dai militari dopo che negli ultimi mesi avevano raccolto numerose segnalazioni e varie denunce da parte di proprietari di cani, commercianti e semplici cittadini, i quali avevano rinvenuto nell'aiuole o sui marciapiedi alcuni pericolosissimi pezzi di wurstel imbottiti di fili di ferro, ami e graffette destinati a far del male ai numerosi cani portati a spasso dai loro proprietari nella zona o anche randaggi. I carabinieri, dopo aver chiesto e ottenuto la collaborazione effettiva e proficua di commercianti e cittadini, si sono dedicati minuziosamente all'analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza della zona sino a trovare la telecamera giusta che aveva effettivamente immortalato 2 episodi in cui un uomo di circa 60 anni avrebbe lasciato cadere fugacemente dalle mani un pezzo di wurstel vicino ad un'aiola. In uno di questi casi, per giunta, il gustoso ma pericoloso bocconcino era stato ingerito da un cane di piccola taglia al guinzaglio. Lo stesso, dopo giorni di malessere, è riuscito a espellere i pezzi di ferro contenuti nel wurstel, senza purtroppo evitare che gli cagionassero piccole lesioni nelle parti intestinali.
Delineato il profilo del presunto responsabile, i militari hanno quindi svolto una serie di servizi sul territorio fino ad incrociare e identificare l'uomo mentre era tranquillamente seduto su una panchina di piazza Verga. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nella sua abitazione il materiale ferroso verosimilmente utilizzato per rendere letali i pezzi di wurstel e l'abbigliamento indossato negli episodi ripresi dalle videocamere. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti al fine di appurare le ragioni alla base delle gravi condotte poste in essere dal presunto autore del reato. È stato ritrovato nel rione Bellavista di Porto Empedocle il pitbull che nei giorni scorsi ha aggredito un cane a passeggio con il suo proprietario, quest'ultimo ferito a una mano. Gli agenti della Polizia Municipale di Porto Empedocle hanno denunciato il proprietario del pitbull in stato di libertà alla Procura della Repubblica per lesioni personali e omessa custodia di animale. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Siamo allo sport, calcio eccellenza, 28ª giornata del campionato di calcio. Il Canicattì festeggia il ritorno in D, invece è rinviata per impraticabilità del campo Parmonval Akragas. Carmelo Lentini. Un violento nubifragio si abbatte sul rettangolo di gioco dello stadio Lo Monaco di Partanna a Montello, trasformando il fondocampo in terra battuta in un vero e proprio pantano. L'arbitro designato per questa sfida proveniente dalla sezione di Chiavari, constatata l'impraticabilità, ha annullato la gara, rinviandola a data da destinarsi. Un viaggio ed una trasferta inutile per la squadra cragantina, che adesso dovrà attendere le decisioni della Lega Calcio siciliana per conoscere la data di recupero. Come si ricorderà, in settimana un comunicato ufficiale della FIGC aveva sancito l'interruzione del campionato per consentire di recuperare le tante gare non disputate anche a causa del Covid. Infatti le ultime gare in programma, rispettivamente il 10 e il 16 aprile, sono slittate al 24 aprile e al 1 maggio. Per quanto riguarda il recupero Parmonval Akragas, sono due le ipotesi in coincidenza con le altre gare già programmate in recupero: mercoledì prossimo 6 aprile oppure domenica 10 dello stesso mese. La seconda eventualità potrebbe essere la più probabile. Chapeau per il Canicattì che oggi festeggia il ritorno in D dopo circa 27 anni di purgatorio. Una vittoria meritata e sottolineata dall'ultima vittoria interna davanti al proprio pubblico con lo Sciacca. Il saraceno vestito di biancorosso ha festeggiato questa ennesima affermazione con una quaterna di reti che ha deliziato la foltissima platea di tifosi canicattinesi. Adesso, grazie alla doppietta di Irace, gol di Iezze ed una di Gouillet, praticamente il Canicattì mette il sigillo definitivo a questo campionato. Adesso l'unica attenzione rimasta è quella relativa ai playoff e alla migliore possibile posizione da conquistare per avere diritto dall'unica gara interna per questo spareggio playoff. In lizza ci sono l'Akragas che precede il Don Carlo Mislmere di appena 3 punti, ma dobbiamo ricordare anche il fatto che entrambi devono recuperare una gara ciascuno. E poi c'è anche il Pro Favara che si trova proprio 2 punti sotto lo stesso Don Carlo Mislmere, mentre per il quarto posto ancora è tutto da decidere. Infatti in questo momento e con questa classifica l'Akragas, avendo 11 punti di vantaggio, escluderebbe la quinta ed accederebbe direttamente alla fase successiva di playoff, mentre Don Carlo Mislmere e Pro Favara andrebbero allo spareggio e quindi poi la vincente va a affrontare la squadra dei Templi. Ma i giochi a 2 turni alla fine confermeranno questa ipotesi. Il tutto si dovrà decidere il 1 maggio in occasione dell'ultima gara di campionato. Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, il CUS Palermo sembra essere destinato alla retrocessione diretta, manca solo la matematica, mentre per la seconda c'è ancora accesa una lotta tra Casteltermine e Marsala, una delle due è destinata a retrocedere, mentre chi
Si salva dovrà invece spareggiare per la salvezza definitiva con il Monreale. Guardando oggi la classifica sembrerebbe proprio che il Cussi Palermo e Marsala siano spacciate, mentre Casteltermine e Monreale andrebbero agli spareggi salvezza. Da sottolineare che buona parte della salvezza si deciderà in occasione della sfida diretta di recupero tra Marsala e Casteltermine in programma il prossimo 10 aprile. Purtroppo ad aggravare l'attuale situazione di classifica la nuova sconfitta interna del Casteltermine con De Mazzara. Netta vittoria del Pro Favara con il Monreale grazie alla doppietta di Gambino e alla rete di King. Ma vediamo un po' di analizzare, di vedere quali sono i risultati finali di questa terzultima giornata. Canicattì batte Sciacca 4-1, Casteltermine Mazzara 1-2, Don Carlo Misilmere Nissa 2-1, Mazzarese Enna 1-0, Pro Favara Monreale 3-0, Cus Palermo Marineo 0-3, Castellammare Marsala 4-3, Parma Valle Akragas è stata rinviata a data da destinarsi e mercoledì ci saranno alcune gare da recuperare. Adesso una panoramica sulle categorie inferiori. Ancora Carmelo Lentini. Bella vittoria interna del Raffadale che supera con 3 reti di scarto il Gangi e continua a scalare la classifica di promozione Girone A. Attualmente si trova in zona playoff ma in condominio con il Fulgatore. Entrambe si ritrovano in quinta posizione e solo una delle due ha diritto a disputare i playoff. Le reti raffadalesi portano la firma di Giulio Castaldo, di Ibra e Cannizzaro. Prossima sfida sarà fratricida con i cugini del Camarat che si trovano invischiati nella lotta per non retrocedere. Questo match è in programma al Salaci di Cammarata. Intanto la squadra di Mimmo Bellobo ha ottenuto un buon pari per 1-1 con il Lascari sul campo di Cefalù, grazie alla rete messa a segno da Messina. Intanto c'è in prima categoria si registra la bella affermazione per 4-1 del Ravanusa con il Don Bosco Mussomele che consente di scalare la classifica. La vittoria ravanusana porta la firma di Giarrana, autore di una doppietta, e poi di Attardo e Catania. Convincente vittoria dell'Atletico Favara che supera tra le mura amiche un ostico Master Pro per 2-1 grazie alle reti di Fanara e Maglio. Con questa nuova prodezza l'Atletico Favara mantiene la seconda posizione in classifica, pur se in condominio con il Bagheria, quest'ultimo vittorioso sul campo del già promosso Aspra alla sua unica sconfitta stagionale interna del campionato. 3 punti senza soffrire ma anche senza giocare per il Gemini di Renato Maggio, mentre l'Empedoclina perde di misura a Sommatino dopo una gara tiratissima e terminata 4-3 per i padroni di casa. Le reti Granata portano la firma di Castronovo, doppietta e Lopresti. Campionato di basket di Serie B, la Fortitudo Moncada Agrigento ha conquistato la 21esima vittoria consecutiva vincendo in casa a Porto Empedocle al Pala Moncada 72-61 contro Taranto. Giovedì prossimo 7 aprile si gioca il recupero di campionato contro Ragusa. L'allenatore Michele Catalani commenta: non guardiamo molto la classifica, i record fanno piacere, ma pensiamo già al prossimo match perché vogliamo arrivare preparati alla fase dei playoff. Terza giornata di andata del pool salvezza del campionato di pallavolo femminile di Serie A2. La SEAP dall'Icardilla Aragona è stata sconfitta 3-1 dalla Rizzotti Design Pallavolo Sicilia. La società riferisce: la squadra è mancata in tanti fondamentali e non ha saputo dare continuità e brillantezza al proprio gioco più determinato e caparbio il Catania che con un ottimo gioco di squadra è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio. Derby amaro contro Catania, vince la squadra di casa. Cosa non ha funzionato oggi in casa Aragona? Ma a caldo faccio fatica a dirti, potrei dirti tutto in questo momento perché è una partita giocata male, una partita giocata con un brutto atteggiamento dopo una bellissima vittoria contro Vicenza, sinceramente non
non c'era da avere questo atteggiamento da parte nostra, quindi ti dico, in primis sicuramente l'atteggiamento e poi è venuto tutto di conseguenza perché non siamo riusciti a fare praticamente nulla di quello che ci eravamo prefissate, quindi è un peccato perché era una partita sicuramente che si è visto che si poteva giocare diversamente, ma torneremo in palestra e penseremo alla prossima sicuramente con la voglia di far meglio. La salvezza è sempre più in salita. La salvezza è sempre più in salita e purtroppo sapevamo che ogni partita sarebbe stata una finale, no? Per quello che dispiace, perché secondo me giocare queste partite con un atteggiamento un po' remissivo è comunque brutto. Ti dico, quello che sicuramente bisogna cambiare da mo' fino alla fine, mi dispiace essere ripetitiva, ma la voglia di entrare in campo per lottare su ogni pallone, quello sarà fondamentale. Poi se ci salveremo dipenderà soltanto da noi, ecco. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.